Eder. Mech. Pallister. Il problema del 3 non è tanto che ci fossero Gabriele e Salvo, ma il problema è che Sterpin li contatta. Ora mi sembra avesse contattato Salvo dicendo di vedersi lì. Poi non so se ti ricordi bene, Sterpin andò in questura il 5 mattina e disse di andare a cercarlo lì al boschetto, il corpo, e poi il pomeriggio venne ritrovato proprio al boschetto. E se non ricordo male, anche Salvo mi sembrava che avesse contattato qualche giornalista locale dicendo di andare lì al boschetto il giorno prima, il 4. Poi il giornalista non andò per qualche ragione, ci andò poi il 5 quando ci furono anche gli altri, che i pompieri, insomma, vigili del fuoco che erano andati sul posto. Cioè l'anomalia non è tanto Gabriele e Salvo, il 3, che potevano andarci come potevano esserci stati i giorni prima, quelli dopo, insomma. L'anomalia sta proprio nel fatto che Sterpin li contatta per incontrarli lì, poi Salvo il giorno dopo, se non sbaglio, si muove con dei giornalisti o con un giornalista, non ricordo esattamente. Il 5 si muove Sterpin, va in questura la mattina, il pomeriggio poi il corpo viene fuori lì. Cioè, questa è una grossa anomalia e poterla ritenere una coincidenza, e tanto più che poi perizia Costantinides, se non dovesse cambiare le carte poi la dottoressa Cattaneo, la morte sarebbe avvenuta proprio il 3, nella fascia, praticamente considerando le 48-60 ore. Dalle 5 del pomeriggio si va dalle 5 del mattino del 3 alle 5 del pomeriggio del 3, ecco, proprio in quella fascia lì. Insomma, parliamoci chiaro, non è una prova di niente, però troppo strana come coincidenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.